E adesso veniamo al vero tema di attualità della serata. Sappiamo benissimo che in questi mesi, negli ultimi anni, i nostri comuni sono stati oggetto di una invasione silenziosa. Abbiamo visto che i prefetti hanno imposto ai sindaci di accogliere delle persone, dei presunti profughi, di cui spesso non conosciamo né l'identità, né la storia, né il passato. Li hanno mandati nei comuni, abbiamo avuto comuni di tutte le zone del Vicentino che si sono visti arrivare 40, 50, 90 profughi e anche di più. Noi diciamo che i profughi devono venire nei nostri paesi soltanto se hanno diritto di essere legittimati come profughi. Quando invece succede che ci sono persone che vengono mandate sul nostro territorio, non sappiamo chi sono, spesso e volentieri, come vengono questi dati direttamente dalle prefetture, vediamo che queste persone non hanno titolo per essere presenti sui nostri territori e non vengono poi espulsi. Questo è il grosso problema. Per parlare di questa tematica, dell'immigrazione, ma anche di quello che consegue l'immigrazione clandestina, ovvero della sicurezza per i nostri cittadini e per i nostri territori, abbiamo pensato di chiamare un relatore che per molto tempo si è occupato di queste questioni. Facciamo un grande applauso all'assessore regionale Roberto Marcato. Grazie Eric per l'invito, vi saluto davvero con il cuore tutti i presenti e tutti i miei colleghi che condividono con me questa serata. Allora, era il 1970 quando andava in onda la prima puntata di Pippi Calzelunghe, puntate che continuiamo a vedere in qualche televisione ancora oggi. Vi dico questo perché la Svezia, qualche tempo fa, per aumentare la capacità di integrazione e per non sollecitare la sensibilità dei migranti, ha deciso di modificare qualche puntata perché poteva essere offensiva. Se vi ricordate, in Pippi Calzelunghe c'è il Re dei Negri, ecco, quel Re dei Negri ha cambiato nome e ci sono altri spezzoni della serie televisiva che sono state addirittura tolte per non urtare la sensibilità dei migranti. E questi migranti, per dimostrare la loro gratitudine, hanno dato l'incarico a un luamaro che con un camion ha ucciso e massacrato degli innocenti. In Norvegia, altro paese preso ad esempio nel mondo per capacità di integrazione, l'anno scorso, un paio di anni fa, l'anno scorso, lo Stato ha destinato delle risorse importanti per fare dei corsi sempre a questi migranti per aiutarli nell'integrazione. Ci sono degli opuscoli, ma trovate tutto e non è come dire farina del mio sacco, trovate tutto sui giornali e su internet, e in uno di questi corsi a un certo punto il relatore spiega, aperte virgolette, che se una donna va da sola a bere una birra non si può stuprarla. Ok? Soldi pubblici per spiegare a questi signori che se una donna va a bere una birra da sola non significa che la puoi violentare. Abbiamo altri esempi straordinari, me lo ricordava prima Tony, a Ferrara avete visto che ci sono stati dei signorotti alti più o meno come me e chi pesava più o meno come me, che lamentandosi perché la pasta era scotta, il questore, dopo averli ricevuti, ha deciso di cambiare il cuoco che faceva la pasta e siccome questi erano pakistani ha deciso di dare loro un cuoco pakistano, anche qui per aiutare l'integrazione. D'altronde sappiamo tutti che il Pakistan è famoso nel mondo per la sua cucina, no? Che fa cagare i sassi, però adesso il Pakistan ci insegna a noi italiani come si fa a cucinare. Ecco, questi sono esempi di derive culturali pericolosissime. L'ultimo esempio di deriva culturale pericolosissima, visto che siamo a Vicenza, è il caso del signor Mustafa, che nell'arco di un paio di anni viene arrestato 3 volte per furto. L'ultima volta viene, mentre
cercano di arrestarlo, in una colluttazione spezza il braccio al poliziotto che lo vuole arrestare e finalmente viene condannato a 4 anni di reclusione. Voi direte, giustizia è fatta, no? Perché lui nel frattempo si sposa e ricorre al TAR e chiede l'annullamento del foglio di via della questura di Vicenza. Il TAR accoglie la richiesta, annulla il foglio di via perché, è scritto nella sentenza, è opportuno che i sentimenti abbiano una ragione di essere. Allora, intanto vorrei capire una cosa. Allora, se ti parli con questi Mustafa qua, te che dici, scusa uomo, ma lavorare? No, non capisco la lingua. Non capisco. Come non ti capisci? Dici, guarda, 20 anni. No, non capisco. Però, porca troia, andare dal TAR a fare annullare un foglio di via, gli si può farlo. Mi non sapevo neanche che si può andare al TAR per far annullare un foglio di via della questura. Ma questi qua che non sanno parlare italiano, che non capiscono la nostra cultura, che non capiscono le nostre regole, che non capiscono la nostra cucina, sa dove è il TAR? Patti se io dove è il TAR? Mi no, e sono un amministratore regionale. Allora, non è arrivato forse il momento, visto che questo è uno Stato che preferisce fare queste cose e non preoccuparsi invece di Hermes che lo condanna per essersi difeso a casa sua e Hermes muore condannato dallo Stato. Io voglio stare dalla parte di Hermes e non da quella di Mustafa. Allora, se siamo qua questa sera evidentemente condividiamo certi pensieri, condividiamo certi percorsi. Però abbiamo delle occasioni importanti, abbiamo le amministrative fra qualche settimana e lì è un momento particolarmente importante per dare un segnale e per dire al governo, per dire all'Europa, per dire al mondo intero qual è la nostra visione di Stato, che cosa vogliamo per le nostre famiglie, che cosa vogliamo per i nostri figli, perché vedete non è vero che tutti i partiti sono uguali, non è vero che tutti i politici sono uguali, perché mentre questi politici decidono di stare con Mustafa e non con Hermes, noi invece decidiamo di fare altre cose ed è notizia di oggi, che io la reputo una notizia straordinaria, che la Cassazione non ha accolto il ricorso fatto dal governo Renzi sulla legge che porta il nome di Montagnoli, che è un consigliere della Lega Nord regionale, che ha fatto una legge per regolamentare i luoghi di culto. L'hanno battezzata subito legge anti-moschee, non so che sia tanti problemi anche se avesse avuto quel titolo. Il governo Renzi l'ha impugnata immediatamente, ha fatto ricorso e la Cassazione gli ha dato torto, per cui oggi quella è una legge regionale che varrà su tutto il territorio regionale. Un'altra legge che lo Stato sta per impugnare è quella che noi abbiamo deciso di fare per gli asili nido. Allora, siccome, lo diceva prima Marino, le risorse che abbiamo in regione le conoscete tutti, dobbiamo fare delle scelte. Allora abbiamo detto che i bambini che possono accedere agli asili devono avere i genitori che sono in Veneto almeno da 15 anni, perché ci sembra una cosa di civiltà, cioè diamo priorità, visto che non possiamo dare risposte a tutti, perché se potessimo lo faremmo. E attenzione, non abbiamo detto 15 anni, bianco, veneto, leghista, cristiano, 15 anni. Puoi essere anche un magrebino, se sei qua da 15 anni, hai contribuito alla ricchezza e allo stato sociale di questa regione, puoi accedere. Lo Stato la impugnerà. Chi la vuole impugnare è il sottosegretario Bressa e dice è una legge incivile. E sapete qual è l'esempio che fa per comunicare ai cittadini questo esempio di civiltà? Dice, immaginate il figlio del prefetto di Venezia che è appena arrivato qua. Cioè, attenzione, no, non ha detto immaginate il figlio dell'operaio che arriva dalla Lombardia che si viene qua a lavorare l'altro ieri, è il figlio del prefetto. Cioè, questi signori si preoccupano di queste persone perché secondo voi il figlio del prefetto ha problemi ad andare all'asilo? Ecco, questa la sua tesi, la sua teoria per difendere la legge è stata questa. Allora,
insomma, capiamoci, è del tutto evidente che c'è qualcosa che non funziona. Noi continueremo a stare sul pezzo, ovviamente abbiamo bisogno di tutti voi, ma abbiamo degli appuntamenti straordinari per dare una sberla a questo modo di concepire il mondo. Abbiamo le amministrative fra poco, scegliere un sindaco della Lega significa che avrete un sindaco che dirà no a questa finta accoglienza, scegliere di votare per il referendum e andare in massa a votare il referendum significa iniziare un percorso che porterà finalmente il Veneto ad essere una regione libera e vedere finalmente il leone di San Marco ruggire su tutto il territorio, su tutto il popolo veneto. Quindi abbiamo queste occasioni, dopodiché, perché i veneti ha un piccolo difetto, che siamo un po', come dire, rivoluzionari da osteria. No, anzi, in osteria cambiamo il mondo. 4 pochi, iremo per tutti, fa un mia. Dopo andiamo a casa, se tu dici andiamo in piazza per dimostrare che non vogliamo questa accoglienza, ma go amorosa, ma go un caio sui piedi, ma go mai a schina, ma go spissa una reccia, capiamo mi parlerà, non è che si fanno le rivoluzioni rimanendo a casa. Allora, noi siamo disposti a metterci la faccia, voi dovete metterci la vostra passione e la vostra presenza. Vi ringrazio, in bocca al lupo a tutti, grazie.